a tutti. Ancora una volta abbiamo un folto pubblico per queste nostre pagine cordiali. Non temete, non commetterò la sconvenienza di presentare Sergio Perosa nella sua città davanti a persone, molte delle quali sono stati suoi, lo hanno avuto come maestro di letteratura inglese e americana dell'Università di Venezia, davanti a dei consoci dell'Istituto Veneto, nel quale egli è una presenza fondamentale. Mi perdonerà Perosa se non mi dilungo sulla sua biografia o sulla sua bibliografia, del resto una sintesi potrà vedersi nel sito dell'Istituto Veneto, dove da domani si potrà anche vedere l'intera registrazione di questa seduta, di questo incontro di questa sera. Non dirò nulla nemmeno dell'argomento perché tutti lo possono leggere sulla scheda che viene proiettata. Forse ecco, qualcosa si potrebbe dire, ma non la diremo, attingendo ai ricordi personali. Qualcuno può ricordare le lacrimucce spese nell'adolescenza leggendo i romanzi di cui ci parlerà il professor Perosa. Qualcuno ricorderà una splendida interprete che fu Merle Oberon, se non ricordo male, un po' veneziana perché sposò Giorgio Cini. Ecco, e quindi la lettura di questa sera sollecita in noi reazioni tutte piacevoli e molto diverse, ma più sapremo e maggiori emozioni proveremo ascoltando Sergio Perosa. Si può avere un po' più di luce qui sul tavolo, signora? No, perché ci vedo poco. Anche perché... Va bene, cercherò di essere relativamente breve e dovrò prenderla alla lunga e le sorprese del titolo cominceranno a metà e, come è giusto in questi casi, verranno fuori alla fine. La prima osservazione è sul gruppuscolo di tre figlie geniali, un fratello incapace e fallito, un padre poeta dilettante e parroco, in una zona sperduta nel nord Inghilterra, isolata, impervia, battuta dai venti, qualcosa come una vallata del Trentino nel secolo scorso. Queste tre figlie scrivono inopinatamente 3 romanzi a metà, poco prima della metà dell'Ottocento, romanzi che sono una sorpresa e un grande successo di pubblico, 2 dei quali, quelli di cui parlerò questa sera, geniali, che diventano all'epoca dei best sellers perché vendono moltissimo e anche controversi perché appaiono arditi, irreligiosi, irriverenti, trasgressivi. La prima domanda è: come è stato possibile che 2, perché ne parleremo di 2, non delle 3, scrittrici così sole, isolate, senza conoscere praticamente nulla della vita di società o di relazioni umane, e non forse attraverso i cappellani del parroco, per i quali una delle 2 ebbe tremori di cuore, e un insegnante in Belgio che la seconda, Charlotte, mise nei guai con la moglie perché ovviamente si innamorò subito di lui e la moglie la fece ritornare dopo 6 mesi o 9 mesi in Inghilterra. Come poterono, con questa scarsissima conoscenza del mondo, ma anche degli affetti, dei rapporti umani, scrivere 2 romanzi di cui, come ha detto il nostro Presidente, si ha ricordi estremamente sentiti.
igieni, si potrebbe dire nei due sensi, quello che adesso e quello che aveva prima, in buona parte. Più probante è il fatto che in questa fattoria rettorato di Haworth circolavano moltissimi libri. I libri erano nella biblioteca del padre e c'erano, appena nate, oserei dire, le biblioteche circolanti, di cui questo luogo impervio si serviva moltissimo. E da questi libri, perché sappiamo che lessero moltissimo, le tre sorelle Brontë trovarono probabilmente l'ispirazione o la spinta ai loro tentativi letterari, che cominciarono, come voi sapete, da giovanissime, per poi maturare in questi due capolavori. L'unica esperienza che ebbero di amore e di passione, perché di questo parleremo, fu dai libri. E allora potremmo ricorrere a quella che Henry James chiamava la strana legge, in virtù della quale il minimo di suggerimento è più valido allo scrittore del massimo. Cioè il massimo di intensità emotiva, in questo caso, valorizza il minimo apporto di fatti concreti. I due romanzi a me piacciono molto, anche perché smentiscono completamente, io sono poco, parlavamo prima, pronube al femminismo, ma questo dovrò dirlo, smentiscono categoricamente un'idea che era stata avanzata nell'Ottocento dallo scrittore francese Maupassant, che era stata ripresa in Inghilterra da James, secondo quale, diceva Maupassant, la femme honnête n'a pas d'histoire, cioè la donna onesta non può avere romanzo, non può essere argomento di romanzo, solo la donna trasgressiva, adultera, irrequieta, fuggitiva può costituire oggetto di romanzo. Ed è vero per gran parte dei libri che abbiamo, dei romanzi che abbiamo, non questi due, assolutamente non questi due, perché a parte quelle che furono le idee del tempo, non sono certo due eroine che possiamo considerare trasgressive. Allora, sono due romanzi che hanno al centro l'amour-passion, cioè l'amore passionale o la passione amorosa, di cui uno scrittore del Cinquecento, anonimo, qualcuno lo attribuisce a Sir Walter Raleigh, lo scopritore della Virginia, perché nel Cinquecento gli scopritori scrivevano anche poesia, che secondo me è una delle definizioni più icastiche proprio del concetto dell'amor passione. Ve lo leggo in inglese, poi vi darò delle citazioni in inglese per essere in grado di darvi il testo italiano, che dice: "But love is a durable fire in the mind, ever burning, never sick, never old, never tired, from itself, never turning." È proprio una cosa che, detta in inglese, do la traduzione per uso scolastico, veramente vi fa capire che l'amore deve essere qualcosa di tremendamente centrale. Non si discosta mai da sé. Ora, in tutte le letterature occidentali, orientali, australiane, in tutte le letterature qualsiasi grande storia ha in qualche modo una storia d'amore al suo interno. Noi ricordiamo dalla scuola Idone ed Enea, Piero e Francesca, si cominciava almeno allora con queste. Ma sono solo un episodio, una parte della storia. L'amor passione, come vedremo, è totalizzante, assolutamente padrone di sé e dei personaggi. Non sono tanti i casi in cui si può parlare di amore, passione in questo senso, di un
tema assolutamente centrale dall'inizio alla fine. E allora permettetevi, forse nella nostra tradizione si può ricordare Saffo, le poesie di Saffo, nel Medioevo le lettere di Eloisa e Abelardo, e le cito perché poi le ritroveremo, e anche forse le storie di Lancillotto e Ginevra e di Tristano e Isotta, che sono sì all'interno di cicli ben più ampi, ma hanno una loro estensione, un'estensione tale che possono fare centralità a se stesse. C'è un libro uscito 70 anni fa di Denis de Rougemont, intitolato L'amore e l'Occidente, L'amour et l'Occident, un libro molto controverso, nato da anche da parte sua un intento polemico sul quale non mi diffonderò, il quale, come alcuni di noi sanno bene, meglio di me, individua nell'ostacolo il motivo scatenante dell'amore. L'ostacolo inteso come vincolo matrimoniale, diverso rango sociale, la veste talare, la lontananza, l'affinità di sangue, l'incesto, cioè sempre l'idea di un ostacolo dal quale scaturisce la passionalità dell'amore. Niente di tutto questo nei due romanzi di cui parliamo, solo in parte e solo in maniera svagata, direi quale. È chiaro che in Jane Eyre viene fuori il vincolo matrimoniale come ostacolo, ma intanto la passione è ben divampata, e vedremo come viene non superato ma evitato questo vincolo in Wuthering Heights, cosiddetto Cime tempestose, perché il titolo è un titolo folle che non corrisponde affatto all'inglese. In Cime tempestose potrebbe esserci un ostacolo nel fatto non tanto del diverso rango sociale, perché Heathcliff è stato degradato, ma all'inizio era suo pari, quanto in una possibilità a cui non tutti pensano, se non i critici più accaniti, la possibilità di un incesto. L'idea essendo che quando il padre di Cathy si porta a casa questo zingaro, questo zingaretto, tutti si chiedono, noi ci chiediamo, ne avrà visti a centinaia, a migliaia a Londra, perché si porta a casa proprio questo o solo questo, e qualcuno dice, sì, sarà stato suo figlio. Allora ci sarebbe questo ostacolo, ma di questo non possiamo dire nulla. Ora, nel romanzo moderno, di cui questi due fanno pienamente parte, a pieno titolo, la virata verso la forma di amore passionale che ha tecnicamente il nome francese amour, passion, col trattino, avviene verso la seconda metà del Settecento, perché prima abbiamo sempre storie d'amore in qualche maniera incapsulate in altre storie, poi magari discutendo potremo trovarne delle altre, e il momento di virata è Rousseau con Julie o la Nouvelle Héloïse, che è tutto incentrato, un romanzo epistolare sull'amore della nuova Eloisa, ecco perché prima citavo le lettere di Eloisa e Abelardo, che è del 761 circa, e subito dopo I dolori del giovane Werther di Goethe, una donna e un uomo. A noi interessa più forse Rousseau. Qualcuno ricorderà che in questo infinito romanzo di 1000 e più pagine, spessissimo insopportabile, dopo aver ceduto da giovane al suo precettore, perché Julie La Nouvelle Héloïse è stata intima col suo precettore da giovane,
Le 1000 più pagine del romanzo hanno tutte a che fare con l'eterno sofferto dibattito fra Julie e la sua coscienza, se deve tradire o no il marito ancora con il precettore, e deciderà di no, affidando addirittura i figli avuti dal marito al precettore, che è stato l'amore di tutta la sua vita, ma fisicamente suo amore solo per una volta, si presume, quando ancora forse non sapeva neanche cosa stava facendo. Cito queste cose non per pruderie, ma perché sono cose che ritroveremo nei due nostri romanzi. C'è un libro di Elvira Pulcini che si intitola proprio Amour, passion e amore coniugale, Rousseau e l'origine di un conflitto amoroso, che studia appunto questa nascita di quest'idea dell'amore totalizzante su cui tutta la vita, come dice questa poesia, si incentra. Ora, agli inizi dell'Ottocento era apparso sulla Edinburgh Review del 1810 un saggio di un certo Thomas Broadbent, che era un critico dell'epoca, di sicuro accessibile alla canonica di Haworth, perché sappiamo che leggevano l'Edinburgh Review, un saggio di cui si servì poi Stendhal, e ho finito di girare quasi in giro per l'Europa, nel suo importante testo estemporaneo, ma molto influente, del 1822, intitolato De l'amour, dove distingueva da altre forme di amore l'amore passione, l'amour passion, inteso addirittura come febbre e frenesia, rispetto agli altri tipi, quali lui ne nominava 5 o 6, l'amour propre, l'amore di sé, l'amour goût, l'amore frivolo da salotto, civettuolo, o il semplice amour physique, che era riservato, state bene attenti, alle cocotte e alle mantenute. L'amour passion diventa non un gioco, ma un gioco o un dramma che si svolge non nel contesto mondano, non nei grovigli e nelle tensioni della società di relazione, ma un amore in sé, spesso isolato dalla società, che trionfa o cade in opposizione all'orgoglio, al dovere, al pudore, alla gelosia, spesso tutto di testa e fatto di intellettualismo. Infiniti romanzi francesi del 7-800 sono di questo secondo tipo. Un amore di cui Stendhal dava anche le coordinate sociali e di cui di nuovo nella Brontë non si trova assolutamente niente. La passione è un assoluto in sé, concentrata, totale, alla quale fra l'altro tutto si può o si dovrebbe o si vorrebbe perdonare. E parlo di questi due aspetti su cui cominciamo ad avvicinarci non più per contrasto, ma per contiguità ai nostri due romanzi. Ho qui, e anche credo abbiano distribuito, le citazioni. Quello che dice Stendhal, lo do in italiano, questo amour passion è un amore, scusate, è un fine, uno scopo, un proposito nuovo, a cui tutto nella vita si rapporta. A me viene subito in mente la poesia che vi ho messo là, a cui tutto nella vita si rapporta e che d'ogni cosa cambia il volto. L'amour passion getta agli occhi dell'uomo tutta la natura umana, naturale, con i suoi aspetti sublimi. Tutto è nuovo,
vivo e respira un interesse appassionato. Cominciamo ad avvicinarci ai nostri due romanzi. È una definizione, fra l'altro, che ritroveremo quasi pari pari in Proust, come ci aspetteremmo, credo sia la seconda citazione, l'amore che occupa tutta l'anima e la riempie di immagini, talvolta molto felici, talvolta disperanti, ma sempre sublimi, rendendolo completamente insensibile a tutto il resto di ciò che esiste. Questo è l'amour passion. Proust non c'entra con l'amour passion, perché nella ricerca del tempo perduto non è l'amore al centro, ma la gelosia, che è tutt'altra cosa. L'amore è ben di più e ben di meglio. Ora, nei due romanzi, ci arrivo finalmente, Wuthering Heights e Jane Eyre, la passione è un assoluto che non ammette altra prospettiva. Nella perfetta e sublime solitudine della natura, non, ripeto, nel gioco di società, non come proiezione intellettuale dell'io inquieto, bensì come incarnazione del dramma di tutto l'animo. La passione amorosa, grazie, è compendio di ogni altra passione, o sentimento, o aspirazione, o funzione che noi possiamo avere nel mondo. Qui cominciamo con i due romanzi. Ahimè, signora, riesco ad aprirla questa. Lascio il tempo di guardare un po' le citazioni. Ci vuole una mano forte, eh? Grazie mille. Perché abbiamo fatto il lungo giro, ci ritroviamo con i due romanzi. E possiamo anche cominciare con le citazioni. C. Ora, nella natura selvaggia dello Yorkshire e nel sublime di quella che potremmo addirittura chiamare una wilderness, un luogo desolato e vuoto, quello che i romantici chiamavano la Sehnsucht, in tedesco lo Yearning, l'anelito in inglese dell'animo, sono parte costitutiva e integrante, non lo sfondo della passione amorosa, la quale a sua volta diventa una sorta di aspirazione all'assoluto o una sua dell'assoluto manifestazione terrena. L'identificazione con l'amato fa tutt'uno con l'appartenenza al mondo della natura, che potremmo dire, come era quella dello Yorkshire del tempo, primigenia. E infatti la passione è violenta come lo è il creato e il cosmo, ed è questa caratteristica che ha il legame, al quale finalmente arriviamo, di Catherine con Heathcliff. E qui cominciano un po' le sorprese. Non occorre che racconti la storia del romanzo, credo che la sappiamo tutti, se non altro per le infinite trasposizioni cinematografiche, televisive, nei fumetti, in tutto quello che volete sapere. Cominciamo dalla prima citazione, che è nel capitolo 9, poco prima della metà del libro, in cui Catherine spiega perché è così, non infatuata, non presa, ma completamente innamorata di Heathcliff. Non perché è bello, Nelly, ma perché lui è me, più di quanto non lo sia io stessa. Di qualunque sostanza siano fatte le nostre anime,
la mia e la sua sono identiche, mentre quella di Linton, il marito, mi è lontana, quello che sarà il suo futuro marito, subito poi, mi è lontana come un raggio di luna lo è dal fulmine o il gelo dal fuoco. Continua la citazione un po' più avanti. Le mie miserie, dov'è? Mie disgrazie in questo mondo sono state le stesse di Heathcliff. Notate tutta questa insistita immedesimazione, identificazione. E io le ho sentite e patite una per una fin dal principio. È lui la mia sola ragione d'essere. Se ogni cosa dovesse morire, ma lui sopravvivesse, anch'io sopravviverei. Ma se ogni cosa dovesse sussistere ed egli solo scomparire, l'intero universo mi diventerebbe indifferente. Non potrei più sentirmi parte di esso. Il mio amore per Linton, il marito, quello che poi diventerà subito dopo marito, il mio amore per Linton assomiglia alle foglie di un bosco. Il tempo le trasformerà, lo so benissimo, come l'inverno trasforma gli alberi. Ma il mio amore per Heathcliff assomiglia alle rocce profonde ed eterne. È una sorgente di gioia, forse poco visibile, ma indispensabile. Nelly, io sono Heathcliff. Lui è sempre nei miei pensieri, non come una cosa dolce, nemmeno io lo sono sempre con me stessa, ma come il mio stesso essere. Dunque non mi parlare di separazione, è assolutamente impossibile, eccetera, eccetera. Questo è l'inizio, questo è l'amour passion, che va oltre la vita, il tempo, gli ostacoli, e di cui troveremo poi le conseguenze. Perché il romanzo ha anche altri aspetti presi dal repertorio del romanzo gotico, la rocca isolata, il castello di Don Rodrigo in pratica, o dell'Innominato, meglio ancora. Il bel tenebroso, perché ahimè Heathcliff non è come Laurence Olivier in quel famoso film. È brutto, è nero, ha le cose, i peli sul viso. È il bel tenebroso, ma più tenebroso che bello. E per molti aspetti è il villain, il cattivo, l'uomo nero. E perciò affascinante per Catherine e per noi, ma non Laurence Olivier. Se non mi credete, nel libro è detto che ha una sorta di ferocia mezzo civilizzata, una blackness of spirit, una nerezza di spirito. È un'arida desolazione di ginestrone e basalto. È detto in inglese, lo devo dire in inglese, fierce, pitiless, wolfish man, un uomo lupo, quasi un lupo mannaro. È detto, sono tutte citazioni, non me le invento io, black villain, un low ruffian, ne volete altre? È detto bird of bad omen, cioè un uccello di malaugurio. Cioè uno per cui comunque lo veda Catherine con i suoi occhi giovanili, e magari da giovanissimo lo era stato adorabile, è uno che si è tramutato in una sorta di vendicatore dei torti subiti, la cui natura perfida e vendicativa prende il sopravvento in tutta la seconda parte, la parte che va verso la conclusione del romanzo, prende il sopravvento
un sopravvento di violenza, di prevaricazione, perché ne combina di tutti i colori. Se venisse giudicato secondo la legge avrebbe 3 ergastoli, come minimo 3 ergastoli. Va bene, questo sono gli altri aspetti che interessano a Emily, però dobbiamo tenerli presenti perché questa è una delle prime sorprese. L'altra comincia alla citazione C. Catherine, con ansia indicibile, fissava l'ingresso della camera che egli non aveva trovato subito. Mi disse di farla entrare, perché è Nelly la governante che racconta, ma nel frattempo c'era già riuscito da solo, tanto che mentre io non ero ancora arrivata alla porta, con un balzo era vicino a lei e la stringeva tra le braccia. Non parlò e non abbandonò la sua stretta per almeno 5 minuti. E in quel frattempo le diede più baci di quanti ne avessi mai dati in tutta la sua vita. Ma a baciarlo prima era stata la mia padrona. Vidi con chiarezza che egli non riusciva a guardarla in faccia per l'angoscia che gli procurava. E poi Catherine è già sposata. Andiamo avanti. Alla fine di questa citazione lei reagisce in questo modo. Sono le ultime 2 righe. Tu e Edgar mi avete spezzato il cuore, Heathcliff. Tutti e 2, lui e il marito. E tutti e 2 venite poi a lamentarvi proprio da me, come se foste voi da compatire. Non avrò pietà di voi, no. Voi mi avete uccisa. Voi mi avete uccisa e penso che per questo siate diventati più forti, eccetera, eccetera. E si lamenta, andando avanti, o le saltiamo perché se no non ho tempo, Heathcliff, che dopo questo, siamo sempre nel capitolo 15, tenete a mente il capitolo 15, siamo verso la fine, Heathcliff che a questo punto dice: vedere, possa svegliarsi fra i tormenti. Hai spezzato il mio cuore, esclamò. È una bugiarda fino alla fine. Puoi ben baciarmi e piangere, ma mi hai rovinato la vita. E in pratica la maledice. Questo è un dato importante da tenere presente per quello che succede subito dopo, ma devo fare un po' veloce per arrivare alle altre interessanti sorprese. Tra l'altro sapete che come nell'Amleto, in questo romanzo abbondano anche le scene ad effetto, le tombe scoperchiate, Heathcliff che va a tirar fuori la salma di Catherine, è che nel film non ve le fanno vedere queste cose. Succedono cose turpi di questo tipo. Passiamo un attimo, poi ritorneremo al capitolo 15. Passiamo un attimo all'altro romanzo, Jane Eyre. Questo l'ho messo addirittura in forma didascalica. In Jane, che è una figura molto più complessa sentimentalmente e umanamente di Catherine, infatti ha un passato di governante, eccetera, sul quale poi potremo discutere all'infinito. La passione di Catherine si è, per così dire, acquietata, ma c'è in lei altrettanto l'idea della immedesimazione con Rochester, che l'ultima volta in televisione per 2 ore mi hanno rovinato la gola
perché questi bravi attori la pronunciavano Rochester. Non so se vi siete accorti, andrebbero sgozzati. Divento come Heathcliff. È come invece dire la Lucia di Manzoni, dire Lascia. Stessa cosa. Vabbè. Allora c'è questa identificazione con Rochester, in cui dice benché il rango e la ricchezza ci dividano, ho qualcosa nel cervello e nel cuore, nel sangue e nel sistema nervoso che mi assimila mentalmente a lui. Ogni sentimento buono, vero, vigoroso che ho raccoglie impulsivamente attorno a lui. E mentre finché respiro e penso sono costretta ad amarlo, no? Cioè c'è questa idea di un'assoluta identificazione, ma in lei, a differenza che nel precedente romanzo, c'è l'idea dell'ostacolo che si è manifestato, la moglie matta di Rochester in soffitta, e il dibattito se dovere fuggire con lui o no. Il buonsenso deve o dovrebbe resistere al delirio. Il giudizio, il discernimento dovrebbe mettere sull'avviso la passione. E dopo le passioni potranno pure infuriare da veri pagane come sono, e i desideri possono immaginare ogni sorta di cose inventate, ma il discernimento avrà sempre l'ultima parola in ogni argomento e il voto finale in qualsiasi decisione. Il vento sferzante, il terremoto distruttivo e il fuoco possono manifestarsi, ma io seguirò la guida di quella vocetta che sempre interrompe i dittati della scienza. Eppure, tuttavia si trova la scusa, se io lo abbandono, se io vado via, potrebbe farlo deviare dalla retta via. Questa è la grande scusa. O acconsenti, diceva questa voce della tentazione, pensa alla sua infelicità, pensa al suo pericolo, guarda in che stato è quando è lasciato solo, ricordati della sua natura decisa, considera l'atto inconsulto che potrebbe seguire alla disperazione. Molciscilo, cioè soothe, prendilo per il suo verso, salvalo, amalo, digli che lo ami e sarai sua. Chi al mondo si interessa di te? O chi verrà offeso, ferito, se tu lo fai? Ma sempre irrefrenabile la risposta no, cioè deve rimanere fedele alla coscienza. Eccetera, anche la citazione sotto, qui è dove de Rougemont avrebbe motivo di dire, qui c'è il dibattito con l'ostacolo che lei supera nella maniera che sappiamo. Mi richiamo ancora a de Rougemont, perché Rougemont di questi due romanzi non parla mai, perché non rientrano nella sua schema. Ora, lascio stare il dramma della pazza relegata in soffitta, ma mi soffermo, come ho fatto con Heathcliff, su Rochester. Quando poi Jane lo va a salvare, ricordate, per telepatia sente la sua voce che lo chiama, tutti gli elementi del romanzo gotico, la casa a vita di Rochester è stata bruciata dall'incendio
lui stesso è stato preso fra le fiamme, e questo Rochester è diventato una specie di rudere, diremo noi oggi. Rudere perché è stato sconciato nel volto, è sciancato, la spalla è fuoriuscita, in faccia è tutto nero, gli occhi, come dicevo, sono mezzi ciechi e strabuzzanti, cioè anche lui è una sorta di rudere umano. Una sorta di rudere umano. Ed è questo rudere umano che Jane si prende alla fine. Mi pare che venga detto a un certo punto una specie di vulcano zoppo, come il vulcano della mitologia greca. Un rudere di uomo. E lei se lo prende e vive felice e contenta con 2 bambini. Allora qui cominciano le domande e le sorprese. Vogliamo tornare alla scena di Catherine, questa in cui dopo 5 minuti si abbraccia dopo l'attesa si abbraccia per 5 minuti con Heathcliff e lui la stringe e poi, ricordate? Ve l'ho letta. Capitolo 15, voi aprite capitolo 16 e la mattina dopo morì dopo aver dato alla luce una bambina. Questa scena avviene con Catherine che ha il pancione, che è incinta di 7 mesi del marito. Ecco cosa non salta fuori nel film. Se non mi credete andate a casa, andate a vedere la fine del capitolo 15 e l'inizio del capitolo. Dopo 2 ore di questa scena la poveretta muore di parto settimino e il figlio ovviamente non è di Heathcliff, ma è il marito. E Jane, con questo rudere, con questo vulcano sciancato, ha 2 bellissime bambine. Perché viene detto nella conclusione del libro, nei romanzi dell'Ottocento dicevano come finiva la vita di tutti i personaggi, e lei dice sì, sono felice con 2 bambine bellissime, eccetera, eccetera. Con questa specie di rudere che si è presa da accudire. Cosa voglio dire? Perché adesso sì, voglio alla conclusione. L'amour passion è completamente assessuato in questi romanzi. Non solo perché nei romanzi dell'Ottocento di sesso non si parla mai per decenza. Il grande romanzo trasgressivo di Manzoni è La sciagurata rispose, punto. Di ciò che avviene alla povera monaca di Monza non si parla mai. E se volete ho 12 esempi da darvi fino a oggi di questo tipo di fattore per cui l'amore passionale non solo, adesso esagero i toni, è assessuato, non arriva mai al sesso, ma è disgiunto dal sesso, di cui pure le 2 autrici dovevano sapere molto, perché vivendo in una fattoria di campagna nello Yorkshire, di sicuro sapevano cosa facevano i galli con le galline, le capre con le caprette, i tori, eccetera. Cioè avevano la visione diretta dei fatti della unione generatrice. Ma negli animali non vengono applicati all'umanità. È tutta un'area lasciata fuori dalla narrazione, fuori dal dramma, alla quale è delegato un fatto importantissimo, la procreazione dei bimbi e la continuità della specie.
i figli ci vogliono. E allora arriviamo alla sorpresa, al paradosso, non so neanche io come dirvelo, poi magari ne discutiamo per un attimo. Arriviamo al fatto che il sesso si fa con il marito, ma non in quanto piacere dei sensi, ma come fine procreativo, punto, come mangiare la minestra o come fare. L'amour passion suscita tutti i turbamenti, gli aneliti, i desideri della mente, dello spirito, dell'animo, ma non ha alcun esito e neanche nessun riflesso fisico. L'amour physique, scusate, di cui parlava Stendhal, è per le cocotte o le mantenute. Qui è per marito e moglie, per i quali l'amore non è previsto, anzi è negato in partenza, ma per i quali il sesso è una sorta di dovere per continuare la specie. Non so cos'altro dirvi per non infierire, ma io trovo che siano delle sorprese molto interessanti. Grazie. Credo sia rarissimo il caso in cui al grande profitto intellettuale si accompagni anche, in certo senso, il piacere, il divertimento, cosa che invece è avvenuta questa sera e che credo anche ci rende restii a rompere questa atmosfera singolare, un po' lieta e un po' anche così malinconica, con delle domande che riporterebbero il discorso alla prosa didascalica. Mi permetterò di, non come domanda, ma proprio come conferma dell'acume, della novità di quanto ha detto questa sera Sergio Perosa, e in particolare su questa ultima sua osservazione circa l'assoluta lontananza, diciamo, della passione da quello che è il fatto puramente biologico, diciamo, la necessità di continuare la specie, che molto spesso nei romanzi ottocenteschi si insiste sul fatto che uno dei due protagonisti ha qualche difetto. Io ricordo in Casa desolata di Dickens, e lui sa perché cito Dickens, perché spesso ci siamo detti, condividiamo questa passione, la protagonista, prima di arrivare al lieto fine, si ammala di vaiolo e arriva butterata al matrimonio. Ma si potrebbero citare molti altri casi appunto di passioni non di unioni coniugali, in cui c'è veramente questa necessità quasi proprio a negare l'attrazione fisica, che almeno uno dei due comprimari sia deforme. E Victor Hugo ha fatto di questo un tema conduttore di molta parte dei suoi romanzi, L'uomo che ride, Notre Dame de Paris, ma insomma si potrebbe continuare. E dobbiamo essere grati a Perosa perché credo che io stesso fino a stasera non avevo minimamente focalizzato questo aspetto. Ora naturalmente lo vedo, però perché me l'ha fatto vedere questa splendida lettura che abbiamo ascoltato, e forse chi ha, non oso dire chi ha maggiore esperienza di passioni, ma insomma chi conosce meglio la letteratura, la narrativa ottocentesca potrebbe intervenire con qualche domanda, con qualche complemento, con qualche osservazione. No, silenzio. Ecco, vabbè, vuol dire che non c'è altro da dire, siamo tutti
e dobbiamo tutti, in realtà sono tutti immersi in meditazione perché stanno riflettendo su questa prospettiva che ci hai aperto stasera e cui continueremo a pensare, insomma. Passeremo la sera con Quasimodo, con l'uomo che ride, con Lord Rochester sfigurato, bruciacchiato e così via. Davvero, se posso dire una cosa, perché proprio la scoperta, cioè non è scoperta, voi provate a immaginare Merle Oberon oppure Laurence Olivier in questa scena di passione che lei c'ha la pancia. Perché nel film lo devi mostrare, cioè non gli passa neanche per la testa di mostrarlo. E non si vede perché ha il vestito largo. Il costume del tempo probabilmente dissimulava questi aspetti così fisiologici. Però certamente, ecco, stasera, ma lo dico proprio con una specie di sorpresa io stesso, quei romanzi che abbiamo letto, come in fondo si leggono da adolescenti molto spesso, forse è una lettura troppo precoce, si capisce poco, ma si leggono come romanzi sentimentali, invece c'è ben altro, l'abbiamo sentito stasera, varrebbe la pena di riprenderli, forse qualcuno lo farà stasera, prima di andare a letto leggerò, si tirerà giù la sua copia e leggerà, e ne varrà la pena in ogni caso. Se permetti, non per essere... ho parlato abbastanza. Questo è anche un po' il fatto del cinema, perché tutte queste trasposizioni cinematografiche abbelliscono, ingentiliscono, rendono piacevole quello che nei romanzi invece è chiaramente nell'altro senso. Se volete, non so se volete un altro esempio, dai, ognuno ha le sue manie. Voi pensate al Grande Gatsby. Il Grande Gatsby ha avuto Alan Ladd, che era piccolo ma era bellino. Era biondo. Poi aveva quell'altro che era Robert Redford e poi DiCaprio. Tutto al bacio. Nel romanzo è chiarissimo, scusate se esagero ma solo così, che Gatsby è una sorta di Berlusconi. È un imbroglione di prima qualità, è un delinquente. No, adesso non voglio entrare. No. Cioè, è uno che ha fatto i soldi nella maniere più impensate. È uno che la cosiddetta buona società, fra virgolette, evita. Lo mettono alla porta, che non sa comportarsi. E invece dal film salta fuori come un personaggio amabilissimo. Tutti si innamorano di lui, tutte si innamorano di lui. E invece no. Innamorano di DiCaprio, di Redford, e appunto o di Laurence Olivier, e poi Merle Oberon. Non riesco a immaginarla con la pancia. Vedi, ecco, no, non riesce, neanch'io riesco. Però, cioè, eccolo qua. Bene, come avete visto, questi nostri incontri hanno il titolo collettivo di Pagine cordiali. A volte non sono molto cordiali, anche perché sono argomenti severi, trattati severamente. Forse questa sera è la prima volta che sono state veramente cordiali nella pienezza del significato, e di ciò ringraziamo Sergio Perosa.